Allora, parlavamo dell'emergenza Ebola, una sua opinione su come è stata gestita in Italia e in Europa un'emergenza anche a livello mediatico, non solo per quella che è stata l'attività sul campo e l'attività di ricerca, peraltro, su quelli che sono i vaccini. Allora, la situazione in relazione all'emergenza Ebola è stata una sorpresa per il mondo intero. Questa epidemia è assolutamente imprevista e unica nella storia delle epidemie di Ebola. Ebola è un'epidemia che conosciamo da circa 40 anni. In tutte i precedenti epidemie, queste erano state epidemie molto localizzate, di circa 300-400 casi, che si estinguevano rapidamente, che si trovavano particolarmente in zone remote dei paesi. Mentre questa epidemia, che ancora si sta sviluppando, si è propagata molto rapidamente nelle capitali degli stati come la Liberia e la Sierra Leone, ha dimostrato una fatalità dei casi molto più importante ed è stata caratterizzata anche, come lei ha detto, da una mediaticità molto molto forte, Certo. soprattutto in relazione alla paura che alcuni paesi come gli Stati Uniti e anche alcuni paesi europei hanno avuto dell'importazione di casi di Ebola nel proprio territorio. Credo che questa epidemia ci abbia dato una lezione di grossa umiltà per noi all'OMS, certamente, per come siamo riusciti a gestire e a lavorare con questi tre paesi. In che senso? Nel senso che chiaramente la nostra capacità di avere immediatamente personale che potesse supportare questi paesi non è stata immediata, però è stata una lezione di grossa umiltà anche per paesi, per esempio, come gli Stati Uniti, dove l'importazione di un caso nel Texas, come vi ricorderete bene, ha creato una situazione di allarme estremo, anche dove il CDC, il Centro per il controllo delle malattie famosissimo degli Stati Uniti, aveva dato un'impressione di incolumità che invece non era effettiva, perché ovviamente gli sbagli degli operatori sanitari e la mancanza di conoscenza di come trattare l'Ebola non è solamente in un paese come la Liberia, ma si è dimostrato è anche in un paese come gli Stati Uniti, che chiaramente sono riusciti poi immediatamente a controllare, però certo. non hanno arginato immediatamente. Quindi questa lezione di umiltà credo che sia una lezione di umiltà un po' per tutti, per i nostri paesi, e anche una lezione di allarme per il futuro, perché Ebola non sarà l'ultima epidemia che può avere queste conseguenze di questo tipo. Non dimentichiamo che una delle conseguenze importanti dell'epidemia di Ebola nei tre paesi è stata quella di completamente disintegrare i servizi e i sistemi di salute, perché non solo i pazienti affetti da Ebola non avevano accesso alle cure, che tra l'altro sono cure solamente palliative perché non abbiamo trattamento e non abbiamo vaccino, ma anche tutto il resto della popolazione, come le donne, i bambini, le donne che dovevano partorire, i bambini affetti da malaria. Il sistema di salute si è completamente collassato e disintegrato, quindi questa è una grossa lezione da prendere per il futuro. Se lei mi permette, anche l'altra cosa è una lezione anche di come la comunità internazionale possa collaborare in situazioni e crisi di emergenza come questa, e uno degli aspetti positivi di questa crisi è stata la grossa mobilitazione di tutto il mondo per esempio sviluppare e testare in una maniera acceleratissima il nuovo vaccino. A partire dallo scorso anno, il mese di ottobre, ci sono stati le prime fasi, fase clinica 1 e fase clinica 2, per testare la sicurezza del vaccino. In questo momento il gruppo che dirigo sta conducendo l'unico trial, l'unico studio di ricerca per la fase 3 di efficacia del vaccino contro l'Ebola nella Guinea, e probabilmente dopo l'estate avremo i primi risultati. Quindi nel giro di un anno, che è un tempo brevissimo, i ricercatori che sono qui con me questa sera potranno soltanto confermare, avremo la possibilità forse di avere questo vaccino
a disposizione. L'allerta, vorrei dirlo anche ai telespettatori a casa, l'allerta Ebola non è terminata, si sono visti dei risultati fantastici in Liberia, dove da diversi mesi non ci sono stati più casi, però nei due paesi, la Sierra Leone e la Guinea, si continuano a vedere una decina di casi per settimana, con oscillazioni che sono tuttora davvero preoccupanti, perché fino a che non si riuscirà ad arrivare a 0 casi questa epidemia non sarà debellata. Anche in questa discussione di Ebola io vorrei dire le eccellenze dell'Italia si sono viste dalla contribuzione che Emergency ha dato, alla contribuzione che anche il QAM ha dato, e quindi di nuovo sottolineo la capacità che l'Italia ha come paese effettivamente di poter dare contribuzioni anche in situazioni di emergenza che sono di altissima qualità e sono state riconosciute da questi paesi. Certo. Come OMS, l'emergenza migranti, come viene gestita a suo avviso dal punto di vista sanitario anche di queste patologie non endemiche del nostro paese, per quello che è un aspetto europeo e poi italiano specificatamente? Allora, innanzitutto vorrei dire, dal punto di vista di quello che sta facendo l'Europa, credo sarebbe molto importante che l'Europa facesse una riflessione più profonda sulle motivazioni che spingono questi migranti a accedere alle nostre coste del sud Italia. Nel senso che se lei guarda quali sono i paesi da cui provengono questi migranti, sono paesi in conflitto come la Siria, o dopo il conflitto come la Libia, oppure paesi a molto basso reddito e sviluppo economico come l'Eritrea e altri. Paesi in cui le donne, i bambini non hanno la possibilità di accedere a servizi sanitari, a un'educazione che gli permetta di crescere e di svilupparsi, e quindi questa ricerca di trovare anche con urgenza una possibilità di accedere a questi servizi è importantissima, e secondo me la visione dell'Europa deve essere anche di prevenzione e di lavoro, in modo tale che questi servizi siano disponibili nei paesi da cui queste persone provengono. Non è un caso che lei avrà visto tantissime di queste immagini, ci sono tantissime donne incinta che affrontano questo viaggio rischiosissimo, abbiamo avuto anche dei parti durante il viaggio, quindi è evidente che questa necessità di accedere a servizi sanitari è una delle motivazioni per cui i migranti continuano ad accedere. Quindi questo aspetto di prevenzione, di lavoro con i governi e con i paesi in situazioni difficili da cui i migranti provengono, secondo me è fondamentale, e in questo momento non c'è. Quindi si può fare di più, si deve fare di più. Secondo punto, credo che sia importante anche che l'Europa faccia di più dal punto di vista della accoglienza e della protezione di questi che abbiano un aspetto di rifugiati, che siano soprattutto per la protezione dei diritti delle donne e dei bambini che sono in situazioni difficili e che hanno diritto alla protezione. È chiaro che la ripartizione di questi rifugiati deve essere una cosa condivisa dall'Europa, e in questo momento chiaramente ancora non si fa fatica. Questo dialogo non si è sviluppato sufficientemente. Proprio di questi giorni il piano B del governo Renzi di consentire appunto dei permessi facili un po' a tutti i migranti che appunto sbarcano sulle nostre coste, perché possano distribuirsi, diciamo, secondo legami di parentela già presenti magari in altri paesi, appunto in tutta Europa. Però a livello sanitario questo può essere sicuramente un rischio di non gestione di un fenomeno. Dal punto di vista sanitario quello che è importante è che i paesi come l'Italia, che sono all'accoglienza, nella prima fase di accoglienza, che ci sia la conoscenza anche di quelle che sono patologie endemiche nei paesi di provenienza, perché ovviamente queste patologie attualmente nel territorio italiano sono meno prevalenti, e quindi c'è la possibilità di avere l'identificazione corretta di alcune malattie, dalla malaria, che chiaramente in Italia ancora non esiste più, ad altre malattie infettive come la polmonite e la diarrea, che sono ovviamente molto meno presenti nel nostro territorio. Quindi la capacità e la formazione degli operatori sanitari è ovviamente importantissima. Certo, e qui la palla la passo al QAM, assolutamente, mi sembra d'obbligo. No, mi sembra veramente un passaggio fondamentale quello che, dove le popolazioni non hanno accesso ai servizi di base,
sono costrette a migrare, non è quasi una scelta. Una donna gravida che non può garantire nulla a suo figlio cerca di scappare e cerca una situazione migliore. Poi dobbiamo anche ricordare che è un po' la punta dell'iceberg che vediamo in Europa, nel senso che ci sono intere popolazioni in movimento, penso all'Africa, tutta la Somalia che si sposta verso l'Etiopia, il Congo verso l'Uganda, il Congo nel nord dell'Angola, piuttosto che alcune regioni del Mozambico. Quindi è un grande movimento di persone che alla fine cercano veramente un accesso a qualcosa di meglio, a servizi. Noi abbiamo una storia che raccontiamo sempre, che è quella di un autista QAM in Sud Sudan, sapete è un paese recente, costituito di recente, che non aveva servizi sanitari e 3-4 anni fa chiedevamo al nostro personale locale: ma tu cosa ti piacerebbe fare? Rispondevano tutti: venire in Europa. Oggi, chiedendo oggi, dopo aver sistemato ospedali, dopo che alcuni padri comboniani hanno riaperto le scuole, dopo che ci sono servizi, dicono: il mio obiettivo è avere un lavoro stabile qui, perché mio figlio può andare a scuola dai preti, per dire, che parlano così, oppure piuttosto andare all'ospedale del QAM se ho bisogno. Quindi la vera soluzione è in loco nei paesi africani, piuttosto che delle soluzioni che poi sono veramente soluzioni temporanee che si possono fare al momento. Ecco. Riguardo poi alle patologie, è chiaro che il flusso di migranti, a parte chiaramente il caso delle donne gravide che vengono a cercare servizi e partoriscono magari nel barcone piuttosto che muoiono quando affonda il barcone, c'è tutto il problema dell'epidemiologia come la tubercolosi, una patologia che era sconfitta in Italia, abbiamo avuto una grande tradizione di sanatori, l'avevamo diciamo limitata e non c'era quasi più, adesso ritorna e ritorna in un modo molto subdolo, magari con forme resistenti ai farmaci che esistono. Quindi sicuramente c'è una dimensione che è di interesse globale di queste migrazioni. Poi riguardo alla salute materno-infantile, ecco, volevo anche ricordare che c'è stato un bel passaggio dalla dottoressa Bustreo dove dice: lo sviluppo economico, che parte anche dalla donna, poi ha ridotto la mortalità materna e ha ridotto la mortalità dei bambini, e poi ci sono tutti questi accessori che possiamo usare fortissimi come l'allattamento materno, la nutrizione, le vaccinazioni, però volevo ricordare come la mortalità nella prima settimana di vita non sia ridotta in molti paesi. E questo perché è un tema sanitario specifico, quindi o c'è un intervento sanitario specifico che va a ridurre quella mortalità, o altrimenti noi continueremo ad avere una mortalità altissima dei bambini nei primi 7 giorni di vita e soprattutto nelle prime 48 ore. Per cui io volevo fare la domanda adesso alla dottoressa Bustreo, che è: quali strategie, quindi non solo ad esempio quella strategia che può essere la formazione del personale eccetera, ma quali strategie come Italia, che siamo ricchi di professionisti, abbiamo eccellenze in neonatologia, potremmo portare avanti insieme come Italia, come OMS, come Regione Veneto, come Medici con l'Africa QAM? Beh, innanzitutto mi fa piacere che torniamo un po' a quello che abbiamo discusso in precedenza, perché questo aspetto non l'avevamo sottolineato. È chiarissimo che la qualità della cura che la donna riceve durante il parto, immediatamente prima del parto, durante il parto, immediatamente dopo il parto, sia per lei che per il neonato, è fondamentale. E quello che abbiamo visto in moltissimi paesi è che anche quando le donne riescono ad avere accesso ai servizi sanitari, per esempio l'India negli ultimi 5 anni ha creato le possibilità per le donne, anzi finanziato il trasporto delle donne in modo tale che potessero partorire all'interno di strutture sanitarie del servizio pubblico. Però anche quando è riuscita a fare questo la mortalità non si è ridotta, perché la qualità dei servizi che sono dati a queste donne, a questi neonati, non sono sufficienti. Quindi secondo noi, e l'abbiamo anche scritto, una degli assi importantissimi è quello di migliorare la qualità di questi servizi, non solamente l'accesso a questi servizi. E una delle cose che stiamo facendo e che credo sia importantissima è quella di lavorare con personale di diversi paesi, con dei centri di eccellenza che hanno questa qualità, e di creare scambi che adesso sono tra paesi del sud, scambi tra paesi del nord e del sud, in modo da documentare quali sono le strategie per migliorare questa qualità dei servizi, e ovviamente documentare in maniera scientifica, come stiamo facendo anche assieme al QAM. Questo è un aspetto importantissimo. Il secondo aspetto molto importante è che questa diade madre-bambino è, se mi permette, l'espressione della vulnerabilità in tutte le società.
Per esempio, un altro tema che non abbiamo ancora toccato, che è una sfida assolutamente importantissima per la salute delle donne per il futuro, è il problema della violenza di genere contro le donne. E non è un caso che tantissimi episodi di violenza contro le donne si manifesti per esempio contro le donne gravide. Quindi questa diade è un aspetto, una manifestazione, la protezione di questa diade è una manifestazione di come le società valutino il valore delle donne e dei bambini all'interno del loro ambito. E la cosa importante da segnalare nel caso della violenza è che gli ultimi studi che abbiamo pubblicato lo scorso anno di circa 60 paesi al mondo hanno evidenziato che una donna su 3 durante il corso della propria vita è oggetto di violenza. E non è solo questo fatto che è importante segnalare, quanto il fatto di quali sono le conseguenze sulla sua salute, che vanno da gravidanze indesiderate a depressioni, aumento della prevalenza delle malattie sessualmente trasmissibili. E quindi tutti questi aspetti di salute delle donne, che tra l'altro sono molto più difficili da discutere che le morti materne, sono una sfida per il futuro molto molto importante. Posso chiederti una cosa? Prego. Si è mai tentato di capire perché c'è questa violenza nei confronti delle donne? Qual è la motivazione che spinge l'uomo, cioè, o chi per esso, insomma, a essere violento? Cioè è naturale, è genetico, cioè, perché è incomprensibile tante volte tanta violenza, insomma, cioè non si riesce a spiegarla. Insomma. Allora, un altro aspetto da sottolineare che è molto interessante e che è la cosa che ha sorpreso me personalmente più di tutti quando abbiamo visto gli ultimi dati, è che questa violenza non è rivolta solamente alle donne in età giovane, alle adolescenti o alle donne, ma colpisce le donne durante il loro corso della vita, quindi è ugualmente nefasta contro le donne anziane. E le ipotesi, perché ancora ovviamente questa cosa si sta studiando, le ipotesi siano che nei momenti di crisi socio-economica che molti paesi purtroppo stanno attraversando, questa sia una modalità attraverso cui le tensioni sociali si scarichino e che questo substrato chiaramente si è visto per esempio paesi come l'America Latina in cui il fenomeno del macismo è molto dominante, sono paesi che hanno più facilità, però l'altra cosa che vorrei sottolineare è che il fenomeno della violenza contro le donne è trasversale in tutte le regioni del mondo. Non risparmia nessun paese, inclusi i paesi tradizionalmente sviluppati. Allora, un problema è un problema. E tra l'altro associato a questo c'è anche l'aspetto legato al fatto che una minima percentuale poi di donne di fatto arrivano a denunciare sì, la ma è violenza incomprensibile come l'uomo, cioè sembra che sia un genere che c'è il cattivo, non so, che è instillato in ogni uomo che deve andare contro. Cioè in che questo è fuori senso, se la denuncia, il percorso, gli operatori sociosanitari che affiancano poi queste donne che hanno subito violenza hanno un ruolo ancora più importante. Questo è non solo di assistenza sanitaria successiva, ma proprio di accompagnamento. E di comprensione della realtà locale e delle ragioni per cui questa violenza accade. Questa è una cosa fondamentale che lei sottolinea, perché l'anno scorso abbiamo anche pubblicato le linee guida per gli operatori sanitari, perché molto spesso le donne quando si rivolgono al settore sanitario non si rivolgono con la motivazione sono stata oggetto di violenza, ma si rivolgono con altre motivazioni, che può essere la depressione, che può essere la gravidanza non desiderata, la ricerca di un'interruzione di questa gravidanza, e gli operatori sanitari in moltissimi paesi non sono preparati a come gestire questo, a come accompagnare la donna del percorso, a come gestire la situazione sociale che ha generato questi episodi di violenza che sono contro la donna, ma che sono anche contro i bambini, contro i deboli nella società. Certo. In questo senso torniamo e vediamo anche positivamente poi il ruolo della donna, come nel nostro paese valorizzare la donna. Lei è un esempio di un professionista che in Italia e poi all'estero ha appunto fatto un percorso, una carriera assolutamente importante e di prestigio. Quale consiglio darebbe alle ragazze, alle donne italiane oggi? Beh, innanzitutto credo sia fondamentale, l'abbiamo visto in tutti i paesi del mondo, l'accesso all'educazione. Una donna educata che ha
educazione, che è formata, che ha un percorso professionale, è una donna che è in grado di gestire la sua vita, le sue scelte, le sue decisioni in maniera indipendente, è in grado di gestire la famiglia, la salute dei figli in maniera assolutamente competente, abbiamo dati che supportano questo, e poi è anche una donna che dal punto di vista produttivo, come abbiamo indicato precedentemente, può contribuire in maniera attiva all'economia del proprio paese. Quindi il suggerimento che darei a tutte le ragazze giovani è assolutamente di non rifiutare la scolarità, di cercare una scolarità, di essere entusiaste ed attive, di apprendere, perché questo è un investimento per il proprio futuro che non ha paragoni. La seconda cosa che penso sia importante, che è molto cambiata anche nella nostra società italiana, è quella della società che permette e garantisce alle donne di accedere a professionalità, l'ultimo esempio che mi ha fatto un piacere enorme è stato quello di vedere in Astra Samantha, la nostra italiana, che ha fatto questo servizio eccezionale e ha dimostrato in un ambito che tradizionalmente è un ambito dove le donne non avevano avuto molto accesso, che invece avrebbe potuto fare il servizio in maniera eccellente, non solo, ma anche con una capacità, uno spirito, un'umiltà, una condivisione con il resto del mondo che ha garantito il proprio successo. Quindi per le donne giovani direi non precludete spazi e interessi che avete, perché in questo momento le società nel mondo hanno aperto le possibilità a donne di avere ruoli che tradizionalmente non erano ruoli di leadership, ruoli di gestione, ruoli... Vediamo la stessa direzione dell'OMS, che è assolutamente... La prima donna italiana che ha un ruolo così importante, quindi la dottoressa Bustrera, la prima donna italiana con un ruolo così di prestigio, ecco, credo che sia di ringraziarla, ecco, per l'immagine e il lustro che dà al nostro territorio, ma in modo particolare l'Italia, credo che sia una grande soddisfazione. Assolutamente. E in questo senso una formazione anche del contesto sociale, quindi anche maschile, è importante, perché la formazione della donna ad acquisire sicurezza in quelli che sono proprio i diritti, nell'acquisire appunto una propria professionalità e dignità poi nel mondo, ma c'è anche poi una formazione probabilmente del contesto maschile che deve accogliere poi e includere, se vogliamo, la donna in un mondo spesso declinato al maschile. Ma assolutamente sì, questo è importante perché l'apertura degli spazi professionali ovviamente deve succedere da chi questi spazi professionali li controlla, però è interessantissimo che anche qui in Italia, a Padova, mi farebbe piacere conoscere le statistiche effettive dal Presidente degli Ordini, per esempio nel settore della medicina attualmente è declinata al femminile. Quindi questi spazi sono stati aperti 20-30 anni fa e sono stati riempiti con successo. Così. Studiano di più e sono più brave, per cui suggerirei che gli uomini studiassero di più per essere meno violenti. Vorrei fare un no comment, cerchiamo di essere vorrei essere un po' equilibrati. Siamo alla pari. Però sono di più le donne che studiano e vanno anche meglio a scuola. Bene, io vi ringrazio di questa chiacchierata molto interessante e anche profonda. Ringrazio lei, dottoressa Bustrero, e le faccio i migliori in bocca al lupo, perché il lavoro è tanto, molti gli obiettivi raggiunti, ma sicuramente l'OMS è ancora tanto da fare. Grazie ai nostri ospiti, in particolare il Rotary, che ha consentito questo incontro, perché è una donna veneta appunto di primo piano, un ruolo importante in Europa e nel mondo, con noi qui a rappresentare il nostro paese. Siamo molto orgogliosi. Assolutamente. Grazie a casa per averci seguito, continuiamo con i nostri speciali prossimamente. Arrivederci. Grazie.